Stop alla vendita di auto diesel e benzina dal 2035. Lo vuole l'Europa nell'ottica della transizione ecologica. Ma quali sono le ricadute per il settore produttivo veneto e per l'economia della nostra regione di una simile rivoluzione? L'economia veneta, visto che le imprese del nostro territorio sono molto interconnesse con il mercato tedesco, chiaramente c'è una certa preoccupazione da questo punto di vista. Il numero di colonnine di ricarica per le auto elettriche è veramente esiguo in tutto il paese e il Veneto non fa certo eccezione. E c'è da mettere in conto anche eventuali rivoluzioni negli scenari geopolitici dell'immediato futuro. Al di là di quante colonnine riusciremo ad installare, poi l'elettricità in qualche modo andrà generata, per cui questa è una transizione che secondo me parte iniziando a costruire il tetto e poi pensa alle fondamenta, motivo per cui sono molto preoccupato. Poi non dimentichiamoci che stiamo parlando di una filiera prevalentemente cinese, per cui adesso stiamo facendo i salti mortali per affrancarci dalla dipendenza dagli idrocarburi dalla Russia. Non vorrei che un domani ci pentissimo del fatto di esserci legati mani e piedi alla Cina. Sono in molti, viste anche queste premesse, a dire che la transizione ecologica da tempo nell'agenda europea è un tantino forzata. Forzata e, consentitemi di dire, una rivoluzione per i ricchi. Invece noi dovremmo pensare anche alle fasce a medio-basso reddito, a chi ha una pensione minima, magari a chi ha uno stipendio da operaio. Se vogliamo guardare al futuro dobbiamo pensare a tutti e non soltanto alle categorie più benestanti.